Amici e concittadini, anche compagni, buona serata a tutti. Voglio spiegare questo problema della maggioranza. Io mi sono visto la legge, l'ho studiata per articolo e commi, ho visto i combinati disposti e vi devo assicurare che se Angelo Fasulo vince, e ovviamente vince, avrà diritto a 18 consiglieri su 30 per il semplice fatto che dall'altra parte l'insieme delle liste non ha raggiunto il 50%, per cui Fasulo avrà 18 consiglieri su 30. Vorrei dirvi tante altre cose, dico soltanto che se io sono qua è perché riconosco che questa composizione, queste liste, questi uomini, questo candidato sindaco hanno certamente ai miei occhi un'impressione migliore, hanno un progetto migliore e credo per il bene dei miei figli e dei figli di tutti i genitori di Gela, perché io mi occupo soltanto dell'interesse dei bambini e i bambini hanno un futuro solo se il progetto che li riguarda è un progetto serio. Questo è un progetto serio. Auguri, in bocca al lupo. Angelo Fasulo, Fasulo sindaco, e la parola amico e donatore all'onorevole Tino Federico, del quale vi devo dire una cosa. Tino, mi sei testimone. Ho sempre detto che avrei votato dove votavi tu. Vinceremo insieme.